La situazione incandescente della politica a Portogruaro, sentiamo cosa ne pensa Graziano Padovese, già candidato sindaco per la lista civica Città dell'Emene, che poi al ballottaggio si apparentò con le liste che sostenevano il candidato del centro-sinistra Antonio Bertoncello. Il servizio. Siccome avevamo già pensato, ma tutti quanti avevano già pensato che fino a dicembre si poteva evitare il commissario, pensavo che le forze politiche facessero un atto di coraggio, tutti, e fino a dicembre si potesse aver concordato quel minimo di programma comune denominatore per arrivare a dicembre e poi per andare a votare a marzo, così come era stato previsto. Per me il commissario non sarà il male assoluto, non è certamente il bene assoluto. Usando la sua frase di questi giorni, fa la normale amministrazione. Mi perdoni, ci voleva un po' di coraggio, ha detto lei, ma che ha fatto il pavido? Ma io faccio questi ragionamenti che poi sono ragionamenti abbastanza elementari. Ci sono 11 consiglieri da una parte della maggioranza e c'è un sindaco che è senza la maggioranza. Quindi è un sindaco praticamente ostaggio della situazione politica. Gli 11 consiglieri potevano mandarlo a casa a proprio piacere quando volevano. Di conseguenza lui avrà fatto, come dice qualcuno, diversi errori, diverse valutazioni. Gli possiamo imputare tutto, però lui non aveva la maggioranza e quindi era comunque ostaggio degli altri. O meglio, ce l'aveva, ma avrebbe dovuto fare il sindaco con la giunta di centrodestra. Certo, ma era un accordo che si poteva fare a salvo... Un accordo provvisorio. Ecco. Provvisorio, certamente, che si poteva fare per limitatamente un paio di mesi, giusto per evitare il commissario e dopo aspettare quei 3 mesi previsti per legge e andare a votare tutti quanti appassionatamente, ognuno per il proprio schieramento, a marzo. Lei resta con Bertoncello? No, io credo che il quadro politico sia zero per tutto e per tutti, di conseguenza si riaprono determinati altri contesti. Città dell'Emene dunque correrà da sola, sempre con un Padovese candidato? Io non so se correrà da sola e tantomeno non sono in grado di dire se correrà sempre con il sottoscritto candidato sindaco. Posso solo dire che la città dell'Emene correrà.